Storytime, Evoluzione Radio. Amici di Storytime, ben ritrovati negli studi di Padova. Io sono Antonio e come sempre siamo su Canale Italia con una nuova storia. Quest'oggi quella di Jacopo Tessari. Lui è un escursionista, un grande appassionato, ma in particolar modo poi ha iniziato a fare anche il content creator o il video editing delle sue escursioni. Ne parleremo tra pochissimo, non prima di avervi ricordato le pagine social di Storytime. Partiamo da Instagram, Storytime_ufficiale, Storytime Official invece per quanto riguarda quella di Facebook. Pronti per iniziare dando il benvenuto a Jacopo. Ciao Antonio, ciao a tutti. Grazie di essere qui. È un piacere essere vostro ospite. È un piacere averti e soprattutto è un piacere poter parlare di escursioni, ma anche con un lato molto digital da un certo punto di vista. Sì, perché praticamente ho iniziato a fare queste escursioni, ho iniziato a filmarle e dopo con un po' di editing, così niente di professionale, comunque a livello abbastanza semplice, però comunque in pubblico quello che vedo con i miei occhi in modo da condividerlo anche agli altri. Chiaro. Beh, diciamo che allora la parte di editing su dei posti meravigliosi è quasi più facile, nel senso che io dico sempre nei film, più effetti speciali mettono, più fa schifo il film di solito. Invece quando è molto semplice vuol dire che il valore, il contenuto è alto. E posso chiederti come è iniziata però la tua passione per l'escursionismo? Allora, sai che è iniziato un po' in maniera particolare perché sono salito nel 2020, a novembre 2020 con una mia amica così per caso su a Campogrosso, che è un posto famoso in provincia di Vicenza. E da lì mi è scattata una scintilla e ho detto: ma perché non inizio a frequentare più spesso le montagne così, perché comunque la passione ce l'avevo da piccolo, che andavamo su io, mia nonna, mio zio, su in altopiano di Asiago così. Sì, che meraviglia. Sì, no. Allora è iniziata questa passione e da lì ho iniziato a organizzarmi, a acquistare materiale, perché comunque sì, se vuoi andare a fare escursioni bisogna un attimo attrezzarsi. Certo. E niente, ho iniziato un po' da autodidatta, così da solo o con qualche amico a percorrere innanzitutto le montagne più famose della provincia di Vicenza e ormai le ho percorse quasi tutte. Bene, quindi nel giro di pochissimo tempo sei riuscito già a fare molte tappe. Sì, e guarda, adesso a febbraio sarà il terzo anno di escursioni e per il terzo, cioè per l'anniversario, tornerò nello stesso posto dove tutto iniziò. Giusto. Per celebrare un po' l'avvenimento. Chiaro. E comunque sì, in 3 anni ho un po' percorso tutte le montagne, qualcuna del Trentino, anche del Bellunese, così. Fantastico. Quindi poi la parte diciamo di promozione anche turistica, io la chiamerei, no? Anche ambientale oltre che turistica, è venuta dopo, è venuta immediatamente dicendo: ma sì, guarda dove sono e registro. No, all'inizio è stato un po', cioè non con quell'intento, cioè filmavo così, vedere come... Filmavi perché volevi... per gioco, diciamo. Sì, volevi un ricordo tuo. Sì, okay. Dopo, cioè comunque all'inizio sono andato in luoghi che conoscevo meglio, dopo ho iniziato a esplorare posti, montagne che non avevo mai visto, da lì è iniziata questa passione, dai che quasi quasi provo a filmare i luoghi e magari per chi non ha la possibilità o per distanza o perché magari non... fatica fisicamente, penso sia giusto che anche gli altri appunto possano ammirare questi luoghi, queste bellezze, questi panorami. Bellissimo, fantastico. C'è stato un posto in particolare che ti ha stupito per ora? Cioè che ti ha lasciato veramente di ghiaccio? Il Cima d'Asta, che è su nel lago Rai, è stata le montagne più alte che ho percorso finora, e anche il percorso per salire è stato tosto. Dopo ho trovato un lago a sorpresa che di solito io non mi anticipo mai, studio solo il tragitto, dopo i luoghi sono tutti una sorpresa. Trovare questo lago a 2400 metri è stato veramente mi ha lasciato a bocca aperta, diciamo. E dopo comunque il panorama da 2800 metri direi che frequentate la montagna, perché comunque nel mio caso ha portato un benessere fisico, psicologico, emozionale non indifferente, mi ha fatto maturare molto. Certo. Quindi penso che come valso nel mio caso del positivo sicuramente può apportare anche a tutti quanti. Rispettatela, perché nei miei video ogni tanto dico appunto la raccolta differenziata, comunque i rifiuti li portate a casa, sì. Amarla, rispettarla e girate, state tra i boschi che fa solo che bene. Fa solo che bene, ogni tanto staccare dalle pianure, salire. Sì.
a staccare proprio, in genere dalla nostra abitudine, no? Andare e poi vedrete che, come vi farà vedere nel canale YouTube ovviamente Jacopo, ci sono di quelle sorprese che ti lasciano interdetto e affascinato. Grazie Jacopo per essere stato con noi. Antonio, alla prossima. grazie ai radioascoltatori. È stato un piacere. Prossima. Dai, volentieri. Ciao. Ciao. Storytime. Evoluzione Radio.